Eccoci qua, siamo con Marco, siamo proprio a Friuli Sicurezza perché la sicurezza insomma, è la cosa più importante. In questo momento se uscite di casa, andate in ferie, da qualsiasi parte, bisogna mettere in sicurezza la propria abitazione. Certo. Allora, cosa abbiamo portato qua? Beh, ci sono tantissime apparecchiature, ormai tutto domotica, che si può regolare col telefonino, controllare quanto. tutto. Tutto visibile al telefono che da app, e poi abbiamo semplici impianti di allarme o videosorveglianza con telecamere di videoanalisi o una semplice videosorveglianza e tutto qua. Ah, di solito in questo momento, perché logicamente quando si parla di videosorveglianza vedo che sta tracciando, no? Quindi traccia le persone, in qualche modo, non so, mi immagino la telecamera o in giardino o da qualche parte in garage, per la sicurezza propria, anche per i bambini, insomma tante volte per i bambini che sai che non fuggono fuori da qualche parte e se vanno in giro. No, queste sono telecamere diciamo, intelligenti, hanno un algoritmo interno che riconoscono la persona o un animale o una macchina e servono appunto per monitorare all'esterno e per avvisare che sta arrivando qualcuno o che si avvicina a una macchina. E vedo anche che mappa lo spazio, perché sta mappando anche lo Sì, spazio. sì, può mappare lo spazio, può contare anche le persone che passano in un certo punto dello E schermo. un'altra cosa molto importante è che in questo momento c'è anche il 50% di detrazione fiscale, che mica... No, non è poco, c'è la detrazione appunto del 50% in 10 anni, detraibile sia su impianti di videosorveglianza che di allarme. Quindi non so, per esempio mi sto chiedendo per le telecamere oppure per mettere in sicurezza una finestra, una porta, siete quelli sbadati che spesso e volentieri ve ne andate via di casa chiudendo la porta e non la chiudete e uno dice cosa devo fare, come posso fare, e beh c'è il sistema. Sì, beh, sì, ma anti-apertura o anti-infrazione o fermarli prima che arrivino all'abitazione. Allora mi raccomando, dove ti possono trovare? Remanzacco, Udine. Quindi mi raccomando, Remanzetto Udine, Friuli Sicurezza, se avete qualsiasi domanda. Ma visto che parliamo di sicurezza, beh Marco io vado, ti lascio qui nella Casa Moderna e intanto che dire, vuoi salutare qualcuno? Ma tutti quelli che ci conoscono, beh. Bravissimi, noi salutate, intanto io porto via, ciao!